partecipanti al gioco che ogni comportamento discriminatorio ed ogni atto di violenza perpetrato dentro il fuori impianto sportivo determineranno provvedimenti disciplinari e tribunali in danno delle rispettive società. Si invitano pertanto gli spettatori presenti ad un comportamento leale all'insegna dello sport. Buonasera dalla Pala Tedeschi, nona giornata nel campionato di Serie A2 Elite. Torna a giocare in casa il GG Teamwear Benevento 5 per l'ultima gara a porte chiuse. La squadra di Scarpitti, dopo il primo KO in campionato, riceve l'Itria. Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo. Noi tra poco andremo alla lettura delle formazioni, però oggi è un giorno molto triste per il futsal campano e non solo. Ci ha lasciato improvvisamente l'amico nonché vicepresidente della Sandro Abate, Jean-Philippe Melillo, e noi vogliamo porgere le più sentite condoglianze al club Irpino e a tutta la famiglia Melillo. Oggi è una di quelle giornate davvero difficili per poter raccontare il nostro amato futsal. Si salutano le squadre, andiamo quindi alla lettura delle formazioni, con il Benevento che deve rinunciare a Luchignas e Rafinha squalificati, e schiera col numero 3 Mellone, 6 De Crescenzo che è il capitano, 9 8 Del Grosso, 10 Abdala, 11 Renoldi, 17 Volonnino, 18 Caruso, 20 Montefalcone, 22 De Figlio, 24 Zonta, 33 Follo, 92 Pozzo. Allenatore Fausto Scarpitti. Risponde l'Itria, che in settimana ha salutato Fanelli con numero 1 Palazzo, 2 Punzi, 4 Miuli, 5 Baccaro, 6 Bruno, 8 Ricci, 10 Segovia, 11 Borselli, 13 Semeraro, 20 Fusco, 22 D'Aversa. Allenatore Giuseppe Convertini. Il primo arbitro Daniele Filannino della sezione di Iesi, il secondo Stefano Lavanna della sezione di Pesaro. Il crono sarà diretto da Salvatore Imbemba della sezione di Battipaglia. Oggi Benevento in maglia nera, che attaccherà in questo primo tempo da sinistra verso destra. Itria in maglia rossa da destra verso sinistra. Arriva il fischio, parte il match con il primo possesso da parte dell'Itria, con subito una deviazione, palla sul fondo. Segovia, Bruno, lancio con Montefalcone in anticipo su D'Aversa. Bruno a duellare con Caruso, ancora il numero 6. Segovia, Punzi, Bruno all'indietro, piatto da parte di Bruno, sbagliato, cercava Segovia. Renoldi cerca e trova Abdala, che poi va da Zonta, passaggio corto, riparte l'Itria, occhio a Segovia che apre il destro, rimontato da Renoldi. Calcio d'angolo per l'Itria, si è affacciata in avanti
Palla fuori ancora per il sinistro di D'Aversa, alto sopra la traversa, ci ha provato il numero 22 maglia rossa. Occhio a Renoldi in orizzontale da Abdala che calcia col sinistro sul fondo, ma c'è stata una deviazione, quindi sarà corner per il Benevento. Ci ha provato l'argentino a sorprendere Palazzo. Palla fuori per Zonta. Serve Montefalcone che avanza ancora. Montefalcone che calcia. Palla sul fondo. Segovia. Lotta D'Aversa con Abdala alla fine. Zonta rinviene. Rimessa per Litria. La mette giù D'Aversa. Lotta con Zonta. Alla fine l'ultimo tocco del giocatore italo-brasiliano. Formato italiano del Benevento. Benevento che ricordiamo deve fare a meno di Rafinha e Luquinhas che sono stati espulsi. Nella sconfitta la prima in campionato per la squadra di Scarpitti a Reggio Calabria contro la Futura. Occhio a Caruso, risponde Palazzo, poi palla messa fuori. Bruno. Montefalcone in anticipo, lancia in avanti, passaggio lungo direttamente dalle parti di Palazzo. Rimessa per il Benevento, già pronti due cambi per Convertini. Ricci pronto ad entrare. Occhio a Renoldi. Abdala 1-2 che non si chiude, ma la palla arriva lo stesso a Renoldi che serve Caruso che sul secondo palo non sbaglia e fa 1-0 dopo 2 minuti e 23 secondi. Si rompe il ghiaccio con la rete di Umberto Caruso. Abdala voleva andare da Renoldi. La sfera è comunque arrivata al giocatore brasiliano, bravo a cercare, a trovare Caruso sul secondo palo che timbra il cartellino. Si rompe subito il ghiaccio qui al Palatedeschi con il vantaggio della squadra di Scarpitti. Abdala va via, occhio al numero 10. Ancora Abdala che apre il destro, colpisce il neo entrato capitano dell'Itria, Valentino Ricci. Renoldi! Forte ma non preciso. Occhio ancora al Benevento. Ottima partenza degli uomini di Scarpitti. Itria che pure arriva da un buon momento, ha vinto 1-0 scorsa settimana sul campo del Mascalucci a 9 punti per il team pugliese, frutto di 3 vittorie queste prime 8 giornate, oggi è la nona. Renoldi calcia col sinistro, la tiene Palazzo. Bruno.
Occhio all'Itria con Segovia che cerca il tiro, poi Bruno, bravo Caruso in estirata, tira di no. Bruno, Segovia, Ricci, ancora Segovia, passaggio intercettato da Zonta che va da Caruso, ancora Zonta, ragiona il Benevento. Renoldi voleva Caruso, riparte Ricci che prende da solo, non ha molte alternative e quindi torna all'indietro, rischia la pressione di Caruso e quindi va da Palazzo, lancio lungo del numero 1, troppo lungo per Semeraro, appena entrato anche lui. Bolognino che fa il suo rientro in campo dopo uno stop fisico che lo ha costretto a saltare le ultime gare. Si è fermato di fatto nella gara contro il Giovinazzo. Attenzione ancora a Bruno. Poi viene spinto da Bolognino. Richiamo da parte di Filannino. Per numero 17 maglia nera. Continua a discutere con Bruno. Abdala. De Crescenzo. Abdala sbaglia il controllo. Occhio all'Itria. Segovia calcia col destro. Trova la deviazione di De Crescenzo. Guadagna un calcio d'angolo, 14 minuti 58 secondi. Ricordiamo più spesso il cronometro perché il crono non è presente in grafica. Ricordiamo che siamo in diretta sul canale YouTube della divisione come tutta la Serie A2 Elite, eccezione fatta che una gara a settimana andrà su Vivo Azzurro. Questa settimana sarà trasmessa Giovinazzo Sulmona del girone B. Intanto l'intervento pulito da parte di Punzi che ferma Abdala e quindi Benevento che riparte con Bolognino. De Crescenzo, ieri in conferenza capitano giallorosso, oggi in maglia nera, sottolineato l'importanza di avere un gruppo compatto soprattutto in una settimana difficile che ha affrontato la squadra di Scarpitti dopo la sconfitta di Reggio Calabria con alcuni infortunati, gli squalificati. Getteremo comunque il cuore oltre l'ostacolo. Tanto lotta Caruso, Bolognino mette fuori, rimessa per l'Itria, palla intercettata da Bolognino, il passaggio di Ricci, calcio d'angolo, altro calcio d'angolo per la squadra pugliese. 1-2, occhio, esce bene qui l'Itria con il mancino di D'Aversa murato da Bolognino, ottimo schema della squadra pugliese. 14-15, rientra Renoldi, esce Caruso, i due che hanno confezionato il gol dell'1-0. Renoldi, Abdala, Bolognino, ancora Abdala, Renoldi, cerca ma non trova, De Crescenzo, rimessa per l'Itria. In contemporanea si sta giocando Soverato New Taranto, una partita che interessa molto al Benevento, la gara è iniziata alle 20. Risultato fermo sullo 0-0. Domani tutte le altre gare. Montefalcone, palla per Alele Bolognino, recupero importante per Scarpitti, scivola, riesce a tenere l'equilibrio, quindi Abdala, ancora per Bolognino che tenta la giocata. Abdala, Renoldi,
Intercetto di Segovia, poi Renoldi riesce comunque a servire Volonnino. Abdallah riesce a sgusciare via dopo essere stato anticipato, poi tenta la giocata in mezzo a due, alla fine perde la sfera e perde la rimessa perché è in favore dell'Itria. Si riparte con Ricci. D'Aversa ragiona, torna da Bruno. Segovia, sfida tra 10, la vince Segovia, poi il rimpallo è favorevole ad Abdallah. Montefalcone tra le linee, Renoldi di prima da Volonnino, esce bene la squadra di Scarpitti. Abdallah cerca, trova De Crescenzo che serve Volonnino, passaggio corto. Era buona l'idea dell'argentino che ha trovato il movimento di De Crescenzo. Passaggio troppo frettoloso quello del capitano della Benevento, e quindi si riparte con una rimessa in favore della squadra di Scarpitti. Tenta la giocata Renoldi, vince il rimpallo, si accentra ancora al numero 11, fallo da parte di Punzi. È il primo fallo del match, arriva al tramonto di fatto dell'8° minuto. Partita che dopo un grande inizio, subito un appiattimento del ritmo, Volonnino viene fermato. Occhio a questa transizione, occhio a Segovia, se la porta sul destro, calcia ma colpisce Zonta, calcio d'angolo per l'Itria che comunque non molla, è lì nella metà campo del Benevento. Palla fuori, Segovia addosso a Zonta, Renoldi più un rilancio che un passaggio. Palazzo la fa sua, fa ripartire Punzi, subisce il fallo di De Crescenzo, primo fallo anche per la squadra di casa, ricordiamo, ultima partita a porte chiuse, la gara del 5 dicembre. Contro l'Academy Pescara. Sarà con un Palatedeschi che potrà riabbracciare i suoi tifosi dopo 7 lunghi mesi. La squadra di Scarpitti che dopo la trasferta di Mascalucia in programma la prossima settimana avrà 2 turni in casa, prima con Academy Pescara e poi con Lazio, attualmente la squadra più in forma del girone B di A2 Elite. Lotta De Crescenzo con Punzi, alla fine l'ultimo tocco è del giocatore dell'Itria e quindi si ripartirà con una rimessa già battuta da De Crescenzo. Zonta, Renoldi, 11:18 da giocare, 1-0 Benevento, il gol al terzo di Caruso. Del Grosso, e domani sarà il suo compleanno. Renoldi, Del Grosso, tenta la giocata in banda, Del Grosso fermato da Punzi. Diventerà maggiorenne Del Grosso domani, entra nel mondo dei grandi, classe 2007. Eccolo qui, quindi la sua ultima serata da 17enne la fa debuttando in campionato. Ricci, D'Aversa, si fa vedere Segovia, tende un po' il numero 22, poi si libera del pallone ancora Ricci. Bruno tenta la giocata su Renoldi, perde palla il numero 6, la sfera rotola e arriva dalle parti di Montefalcone che preferisce una rimessa dal fondo. Intanto rientra l'autore dell'1-0 al posto di De Crescenzo, Umberto Caruso. Zonta, la giocata, occhio che non riesce però a servire Caruso, si dispera Ghi Zonta, anche perché Caruso aveva molto spazio davanti a sé.
D'Aversa tenta di accentrarsi, viene fermato col corpo da Del Grosso. Alla fine la palla è stata deviata, sarà rimessa per Montefalcone che si affida a Zonta. L'ex Sala Consilina torna da Del Grosso. Renoldi, Caruso, passaggio sporcato dallo stesso Del Grosso, ma la palla arriva comunque a Zonta. Renoldi, Del Grosso, Renoldi, Zonta, Caruso, passaggio intercettato, la palla è ancora in campo, aveva bozzato una corsetta Segovia, ma Renoldi con gli occhi era vigile. Si riparte da Del Grosso in banda. Zonta, Renoldi per Caruso che tenta la giocata, era un po' complicato. Segovia, colpo di testa da parte di Del Grosso. Ancora Renoldi, Caruso sbuca alle spalle di D'Aversa e serve Zonta e quindi Del Grosso fermato da Bruno. Mismatch fisico tra i due. Pronto a rientrare Gonzalo Abdala da Scarpitti. Renoldi, Zonta subito da Del Grosso, fronteggiato da Semeraro. Montefalcone vede il movimento di Del Grosso e lo serve, la mette giù Del Grosso. Semeraro lo rimonta. L'anno scorso Del Grosso ha anche segnato in Serie A nella prima partita, porte chiuse qui contro le Così di Genzano, gara che poi decretò la retrocessione del Benevento in A2 Elite. Lo stesso Del Grosso va a battere il calcio d'angolo, palla fuori per Renoldi, tiro schiacciato sul fondo. 8:22 da giocare, 1-0 per il Benevento, ma c'è stata una deviazione sul sinistro di Renoldi, quindi sarà calcio d'angolo dalla parte opposta per il Benevento. Occhio a Zonta, lo mura a Ricci e poi Caruso con esperienza preferisce la rimessa, rientra Abdala al posto di Zonta. Del Grosso scambia con Abdala e quindi Renoldi. Abdala salta Segovia, ne salta un altro. Abdala, Caruso, l'assist per Renoldi che viene fermato da Bruno. Che occasione per il Benevento di raddoppiare il punteggio. Gran giocata di Abdala che ne ha saltati due. Caruso forse si è liberato un po' troppo tardi del pallone, si è salvato Bruno che con esperienza ha letto il passaggio dell'ex giocatore della Feldi, ha anticipato Renoldi. Del Grosso carica il destro, ci ripensa, poi lo apre, palo! Sbaglia qui Abdala, occhio a Segovia, il passaggio per Bruno! Montefalcone dice di no. Prima il palo di Del Grosso, poi la chance per l'Itria. Tutto in 20 secondi, questo è il futsal. Giocata qui di Renoldi che poi viene fermato e perde il rimpallo. Batte Punzi, sbaglia, Volonnino, passaggio corto, ma Abdala riesce comunque a servire Caruso, poi il passaggio di Renoldi è un po' complicato. Montefalcone. Sbaglia qui Montefalcone a servire Abdala. Time out per l'Itria, intanto è rimasto a terra Abdala, anzi scusate, Renoldi. E noi ci prendiamo una pausa.
Termina il time out chiamato dall'Itria, ovviamente anche per il Benevento. E quindi poco fa abbiamo raccontato una doppia occasione, prima per il Benevento con il palo da parte di Del Grosso, poi capovolgimento di fronte. Montefalcone che si è opposto a Bruno nel 2 contro 1 con Segovia, che ha servito con i tempi perfetti. Bruno, è stato bravo Montefalcone a dire di no. Occhio a questo schema, passaggio smorzato e quindi viene servito Palazzo, che lancia lungo, sbaglia però. L'appoggio per Punzi, rimessa per il Benevento. Volonnino, giocata qui di Abdala. De Crescenzo non si intende con Caruso, fa buona guardia Ricci che però la mette fuori. 6:46. Abdala, Volonnino fermato, De Crescenzo apre il sinistro, deviazione di Punzi, calcio d'angolo Benevento. 6:38 da giocare. Ci prova Caruso che calcia male, anche disturbato dalla pressione di D'Aversa. Esce male qui l'Itria, ne stava per approfittare Caruso sulla pressione di Abdala. Rimessa ancora per la squadra pugliese. Lancio in avanti sbagliata di Ricci e riparte Volonnino. De Crescenzo addosso a Punzi, capisce tutto Montefalcone che con il lob serve Abdala di prima per Caruso. Poi Caruso serve Volonnino che torna da Caruso sul fondo. Che occasione per il Benevento, nato da un passaggio perfetto di Montefalcone, morbido. La tira in campo l'Itria e poi con esperienza Punzi, calcio addosso a Caruso, rientra Segovia, esce D'Aversa, anzi esce Semeraro. D'Aversa in campo lì sull'alto di destra, si appresta a battere la rimessa laterale. 5:52. Ricci, avanza Segovia, 1 contro 1 con Volonnino, si accentra il numero 10, serve D'Aversa, ancora Segovia. Ricci cerca la giocata il numero 8, serve Segovia e D'Aversa. La sterzata di D'Aversa la mette fuori Abdala, poi praticamente D'Aversa, poi per il tacco il gol! E che gol da parte di Punzi che fa 1-1. Si sono scontrati due giocatori dell'Itria, infatti è rimasto a terra Ricci, è stato colpito da D'Aversa. Il rimpallo ha favorito Punzi che sotto porta fa 1-1 con il tacco. Gran gol. Time out per Scarpitti. Le indicazioni del tecnico del Benevento.
De Crescenzo. Volognino, ancora De Crescenzo. Tenta la giocata, lo ferma l'autore dell'1-1. Caruso ci prova, tiro smorzato, poi il destro. Ancora di Punzi, dalla distanza c'era anche Montefalcone fuori dai pali. Rimessa laterale. Volognino. De Crescenzo. Renoldi sbaglia, anzi Abdala sbaglia. Il passaggio di ritorno per De Crescenzo era un po' a metà tra De Crescenzo e Caruso. Bruno di prima. D'Aversa, Caruso torna da Volognino. Lo ferma D'Aversa, scivola Volognino, occhio D'Aversa, palo! E poi il salvataggio di De Crescenzo. Che occasione per l'Itria di capovolgere il risultato. Tutto da rifare, il calcio d'angolo. Rischiato qui il Benevento, poi ancora D'Aversa. Primo tocco del numero 22 che poco fa ha colpito il palo. De Crescenzo. Abdala, Volognino. Abdala, colpo di testa di Bruno. Volognino. Giocata di Volognino che poi cade. Lotta De Crescenzo. Doppia giocata di Abdala che questa volta non salta D'Aversa. La rimessa dell'Itria già battuta. Attenzione a Zegovia con il sinistro. Montefalcone si oppone. Che rischio per il Benevento. Che occasione per l'Itria. Bravo D'Aversa a battere subito. Ancora il numero 22. Questa volta calcia male sul fondo. Ma c'è stata una deviazione. Occhio al sinistro di Bruno sull'esterno della rete, ma c'è stata un'altra deviazione, quindi sarà ancora calcio d'angolo per l'Itria. Palla fuori. All'indietro da Palazzo che sbaglia il controllo, va via Abdala che non sbaglia, errore di Palazzo che si chiarisce con Segovia e Abdala non ha sbagliato, ha capito, ha fiutato Abdala l'errore e riporta avanti il Benevento, forse nel momento più complicato per la squadra di Scarpitti. C'è stata questa incomprensione tra Palazzo e Segovia con il numero 10 che ha praticamente chiesto scusa al portiere che ha sbagliato il controllo. Lesto Abdala a leggere con esperienza l'errore e a fare 2-1. Renoldi, Del Grosso.
Bruno. Giocata qui del numero 10 Segovia, pressione di Caruso, esce bene Ricci che va via. L'assist per D'Aversa che perde l'attimo, non calcia. Poi rimessa per Ricci. D'Aversa tenta la giocata su Del Grosso, Montefalcone in anticipo, non bada allo spettacolo, spazza fuori. Segovia. Esce bene qui Litra, occhio a Segovia! Che gol del numero 10! Che con il tocco sotto scavalca Abdala, scavalca Montefalcone, fa 2-2. Il pareggio al 18esimo del numero 10. E quindi 2-2, 1:40 da giocare. Renoldi, scucchiaia per Zunta, calcia col sinistro, spinge Palazzo. (1:30 da giocare). Segovia, Bruno, fallo di Zonta, secondo fallo del Benevento. Occhio! Palla sul secondo palo per Punzi che ci arriva ma non riesce ad indirizzare la palla verso la porta. Zonta non la tiene in campo De Crescenzo. Ultimo giro di lancette di questo primo tempo, 2-2 tra Benevento ed Idria. Bruno tenta la giocata Ricci su Zonta, rimessa già battuta. Eccolo qui l'autore del 2-2, qui sbaglia, aveva colpito De Crescenzo e poi la mette fuori. Del Grosso, Abdala, Renoldi, Abdala, Del Grosso, Abdala, torna da Del Grosso, la giocata, la sterzata ancora Del Grosso, parata di Palazzo, gran giocata di Del Grosso che poi ferma in maniera pulita. Bruno, ultimi 20 secondi. Passaggio sbagliato qui di Ricci. Rimessa per il Benevento. Vediamo se c'è ancora tempo per un'ultima sortita offensiva
Mancano 18 secondi al duplice fischio. Reynoldi calcia, la tiene Palazzo che a sua volta fa correre Segovia. Spazio il numero 10, intercetta Del Grosso, De Crescenzo la tiene in campo, mancano 6 secondi, Abdallah si mette in proprio! Gonzalo Abdallah con un tocco da biliardo fa 3-2 a 4 secondi dal termine del primo tempo, la fiammata di Abdallah che trova i suoi primi 2 gol qui al Pala Tedeschi. Aveva segnato solo in trasferta e fa doppietta. Ci ha creduto il Benevento fino alla fine. Finisce qui il primo tempo con il Benevento avanti 3-2 sull'Itria. Davvero una partita bellissima qui al Pala Tedeschi e noi ci prendiamo una pausa e ci risentiamo tra poco in diretta sul canale YouTube della divisione per la ripresa di Benevento Itria.
tutto pronto per l'inizio della ripresa, le squadre sono tornate in campo, si ripartirà dal 3-2 in favore del Benevento che ha trovato il nuovo vantaggio dopo un continuo botta-risposta nel primo tempo a 4 secondi dal termine con un gran gol da parte di Abdallah, un colpo da biliardo dell'argentino, quindi trova i suoi primi 2 gol al Palatedeschi, aveva segnato solo in trasferta. Arriva il fischio, riparte il match. Abdallah. Renoldi. Renoldi cerca il passaggio di ritorno con Zonta. Calcio d'angolo per la squadra di Scarpitti. Palla per il destro di Caruso, alto, sopra la traversa. D'Aversa, colpito un palo nel primo tempo sull'1-1. Bravo a rubare palla a Volognino, con la D'Aversa che scappa alle spalle di Caruso, calcia male, stavolta ci ha provato il numero 22, classe 2009. (16 anni ad ottobre). Gran bel prospetto per l'Itria. Una palla del Benevento con Zonta, attaccato Segovia, l'autore del 2-2, alto, gran bel gol. A proposito di bei gol, quello di Segovia, del pareggio dell'Itria momentaneo. Tanto D'Aversa per passaggio sbagliato di Bruno, cercava il movimento di Punzi. Renoldi, palla per Abdallah che perde la sfera, rimessa già battuta per il destro di Punzi sul fondo. Renoldi sbaglia qui, Abdallah perde il contatto con la sfera e quindi Segovia in buca ma non trova il suo compagno di squadra, rimessa per il Benevento. Ritmi molto bassi in questo avvio di ripresa. Caruso si libera bene di Ricci, Caruso poi sterza sul destro, cade, tutto regolare.
secondo gli arbitri. Riparte Ricci che poi perde il duello con Abdallah, che torna dallo stesso Caruso. 1-2 con Abdallah, poi da terra Punzi calcia addosso all'argentino e guadagna una rimessa, ma c'è un problema per un giocatore dell'Itria. Dovrebbe essere Segovia, si è accasciato. Non era Segovia ma Bruno che lascia il posto a Semeraro. Eccolo qui, autore dell'assist in occasione del 2-2. Lancio in avanti di Ricci, c'era nessuno in quella zona del campo. Renoldi. Abdallah ne salta due, Caruso entra in area, Caruso col sinistro sul fondo, ci ha provato. Giocatore della Benevento che ha sbloccato il match. Abdallah. Poi con il tacco Renoldi. Montefalcone. Zonta. Renoldi. Abdallah fuori. Passaggio intercettato. Tenta di ripartire da Versa, in vantaggio Abdallah che serve Renoldi che ha un po' di spazio, resta a terra Segovia che ora si rialza. Abdallah per Caruso che la tocca con quanto basta. Ricci sbaglia qui. Bruno si è ristabilito ed è rientrato in campo. 15:48 da giocare. Bolonnino. Abdallah. Cerca spazi l'argentino, ha segnato un gran gol, quello del 3-2, 4 secondi dal termine. L'ultimo respiro. Bolonnino non chiude il triangolo. Abdallah, attenzione a Bruno. Montefalcone ancora il numero 6 che preferisce poi il calcio d'angolo. Chance per l'Itria con Bruno che ora lancia dalle parti di Ricci che la mette giù e va a duellare con l'altro capitano De Crescenzo. Calcia Ricci addosso al numero 6, ancora Ricci in possesso. Passaggio all'indietro. Ancora Bruno. Occhio a Segovia che aveva visto Montefalcone fuori dai pali, poi lascia il posto a Punzi. Si danno il cambio i due autori dei gol dell'Itria nel primo tempo. Punzi quello dell'1-1, Segovia quello del 2-2, entrambi di pregevole fattura. Punzi col tacco, Segovia col lob.
Abdala. Cerca Caruso, la mette giù con la spalla Caruso, poi viene rimontato da Ricci. Palazzo la fa sua. Giocata qui su De Crescenzo di Bruno, la palla che passa, alla fine Volonnino ferma Semeraro. Semeraro. Ricci. Punzi. Bruno. Movimento di Ricci, la tiene in campo il capitano, non salta Caruso. Ultimo tocco poi del numero 8 dell'Itria. Giocata qui da parte di Bruno, cerca spazi, non li trova, torna da Punzi. Duella con Renoldi che lo ferma e tiene anche la palla in campo, poi fallo. E cartellino giallo per Punzi, fermato con le maniere forti. Del Grosso, Volonnino. Ancora il numero 17. Renoldi sbaglia. Passaggio per De Crescenzo, cenno di intese, due non si sono capiti. Montefalcone. Lotta qui Del Grosso, Benevento che guadagna una rimessa, 12,54. Del Grosso. Volonnino. Renoldi. Del Grosso. Volonnino. Calcia addosso Semeraro al 17 in maglia nera. Bravo. Giocatore dell'Itria con esperienza, nonostante la sua giovane età. Guadagnare una rimessa laterale già battuta. Segovia. Movimento di Punzi. Alla fine va da Bruno. Ancora Segovia. Ora riesce a uscire l'Itria dalla pressione del Benevento e quindi Punzi Renoldi. Montefalcone. Renoldi. Del Grosso tenta la giocata, perde palla. Va via Bruno, lo rimonta De Crescenzo, ma riesce a servire Semeraro in estirata. Lo stesso De Crescenzo. Si oppone poi il destro di Bruno, ci mette le mani Montefalcone, pericoloso Bruno. Poi lascia il campo a Ricci. Che calcia.
Pressione positiva. Del Benevento che riparte con Renoldi. Montefalcone. Lancio lungo, troppo lungo. Rimessa per Palazzo. 11-12. Termine della partita. Ritmi molto molto bassi. Questa ripresa non neanche tantissime occasioni da gol. Poco fa ci ha provato Bruno. Occhio alla giocata di Segovia. Montefalcone sul primo palo, poi la tiene in area di rigore. Perde palla Del Grosso. Punzi, palla che passa. Ricci ci prova col tacco, un po' complicato. È entrato anche col numero 4 Miuli, classe 2004 per l'Itria. Zonta. Del Grosso. Zonta. Un po' di spazio Renoldi, carica al sinistro, lo apre! Palazzo. Zonta ci prova, si distende Punzi, altro calcio d'angolo per il Benevento, già battuto. Zonta mette fuori Segovia, poi Renoldi all'indietro da Zonta, serve Montefalcone, spinge Miuli, non c'è fallo secondo gli arbitri e quindi riparte Segovia. Punzi, Ricci, Segovia non riesce a saltare De Crescenzo, tanto esce Renoldi, rientra Badala. Passaggio lungo Del Grosso. Zonta. Abdala. Zonta ci prova. Parata di Palazzo e poi il gol del capitano De Crescenzo che fa 4-2. Sulla conclusione di Zonta, Palazzo ha respinto, si è fiondato De Crescenzo, doppio vantaggio Benevento, ancora in gol qui al Pala Tedeschi. Davide De Crescenzo. Gol molto importante per il Benevento che per la prima volta questa partita si porta su un doppio vantaggio. Occhio a Segovia che serve Miuli. Saggio lungo. Rimessa per il Benevento.
8:38 termine della gara. Del Grosso va via in banda, cerca Caruso, passaggio sporcato, Palazzo la fa sua. Renoldi, Abdala, Caruso, 5-2, la rete di Umberto Caruso, doppietta sull'assist di Abdala, più 3 del Benevento, 8 dal termine. Power play per l'Itria. C'è Semeraro con la maglia del portiere di movimento. Calcia subito Caruso, palla sul fondo. Va via qui Ricci, viene rimontato da Zonta, palla per Montefalcone. Zonta, Montefalcone non poteva giocarla. Il portiere aveva dato lui il via all'azione, quindi calcio di punizione dal limite. Per l'Itria. Palla sulla barriera, poi Caruso spazza via. Una palla Caruso che non la tiene in campo. Bruno dalle indicazioni per il 5 contro 4. Ricci, 6:40 al termine. La parata di Montefalcone, ma la palla entra in porta per il gol di Segovia, che fa doppietta e fa soprattutto 5-3 a 6 e 22 dal termine. Palla che si è insaccata sul primo palo, accorcia l'Itria.
De Crescenzo. Abdala trova il petto. Di Punzi. De Crescenzo per il movimento di Abdala. Passaggio lungo. Abdala si complimenta comunque con il suo capitano. Rimessa dal fondo per Palazzo. Ultimi 6 minuti di questa gara. 5-3 poco fa. Ha accorciato l'Itria con il gol di Segovia. Firmato la sua doppietta personale come Caruso in questa partita. Come anche Abdala. Renoldi, Montefalcone, De Crescenzo, velo di Renoldi, 1-2 con Caruso, ancora Renoldi che torna da Caruso, sotto porta, non riesce a calciare verso lo specchio, grande azione del Benevento, Caruso vicino alla sua tripletta personale, time out per l'Itria e noi ci prendiamo una pausa. Termina il time out per l'Itria, ovviamente ne ha usufruito anche il Benevento. Caruso la tiene in campo, lotta, commette fallo Caruso, deve fare attenzione, diffidato. Occhio a Ricci, ci mette le mani Montefalcone, la porta è vuota, Renoldi tenta la giocata, corre Caruso ma la palla esce, si sono scontrati Bruno e Renoldi. Resta a terra il numero 6 dell'Itria. Problema serio per Bruno che non riesce a rialzarsi.
Caruso e Zonta che si sincerano nelle condizioni. Brutta botta al ginocchio sinistro per il numero 6 dell'Itria, che ha cercato di fermare l'incursione di Renoldi, che stava per girarsi e calciare a porta vuota. Mancano 5 minuti 5 secondi con il Benevento avanti di 2 sull'Itria. Intanto il Taranto è in vantaggio sul campo della Soverato di rimonta. Partita che è terminata, quindi vittoria del team pugliese su quello calabrese, con il Soverato in vantaggio con i gol di Ronaldo Cabarcas, e poi la rimonta del New Taranto firmata Zazzuga e Di Pietro. Abdala, De Crescenzo, ancora Abdala, allarga per Renoldi che non ci arriva. Rientra Semeraro con la maglia del portiere di movimento. Ricci, Semeraro, ancora Ricci, Semeraro, Punzi, Ricci, Semeraro, palla che passa, intercetta Zonta, rischiato un fallo su Punzi, quindi calcio di punizione per l'Itria. Intanto rientra Bruno, fallo numero 2 per il Benevento. 6, 4 e 18 al termine. Eccolo qui Bruno che si è ristabilito. Semeraro, Ricci, Punzi, Ricci cerca spazi, Bruno, Punzi, passaggio che taglia ma non trova nessuno. Attenzione qui all'errore, il gol da parte di Ricci. Che incomprensione tra Abdala e Zonta. L'Itria a 3:44 fa 5-4 con la rete del suo capitano. Ultimi minuti di fuoco qui al Pala Tedeschi, rischio anche di Montefalcone. (5-4), l'Itria si rimette in partita. Abdala, Renoldi, De Crescenzo, Renoldi, Abdala, ancora Abdala, salta un avversario, cerca l'1-2 con Renoldi, la palla passa, spazio Caruso, calcia addosso a Palazzo, occhio con 3 contro 3, non c'è fallo di Caruso, contropiede del Benevento, De Crescenzo non riesce a servire Caruso, Segovia fermato da Renoldi, quindi ragiona Bruno, sa per entrare Semeraro. 3 minuti al termine, ultimi 180 secondi di questa partita infinita, con il Benevento che si era portato sul 5-2 e l'Itria che si è rifatta sotto sul -1. Bravo Ricci a capire l'errore e approfittare dell'errore, dell'incomprensione tra Abdala e Zonta, come un po' è successo in occasione del 2-1 del Benevento. Segovia 2:25, Bruno, Semeraro, Bruno, cerca spazi il numero 6, ragiona
Eccolo qui l'autore del 5-4, Ricci. Bruno, 2 e 4. Ancora Bruno, carica il destro, 1-2 con Semeraro, palla che passa, Montefalcone la fa sua, viene fischiato il fallo su Montefalcone da parte di Segovia. Fallo numero 2, intanto cartellino giallo per un componente della panchina del Benevento. Solo ammonito fin qui tra i giocatori Punzi per un fallo su Abdala all'inizio secondo tempo. Intanto qui il Benevento non l'ha tenuta, rientra Semeraro, 1 e 45. E 24, ancora Bruno, ragiona Punzi. Bruno, Segovia, Bruno carica il destro, torna dal numero 10, parata di Montefalcone sul primo palo, ci ha provato Segovia, 1 e 6. Siamo vicini all'ultimo giro di lancette, chance per l'Itria con Segovia. Eccolo qui, 58 secondi, ultimo giro di lancette qui al Palatedeschi. Bruno. Ricci scambia ancora con Bruno. Calcia. Punzi che resta a terra. L'arbitro ferma il gioco per verificare le condizioni del numero 2. Ancora a terra il giocatore si ripartirà con una rimessa dal fondo per Montefalcone, 39 secondi al termine. Lancio di Montefalcone alla ricerca di Caruso che la tiene. Non c'è fallo su Caruso da parte di Bruno. Resta a terra il giocatore del Benevento. Non abbiamo l'ausilio del replay per poter giudicare l'intervento. È rientrato già Semeraro, 30 secondi. Ultimo assalto dell'Itria. Bruno. Sbaglia qui Monzi, passaggio troppo lungo di Ricci, colpo di testa di Segovia, poi Abdala col destro sul fondo, era un po' complicato per Segovia, mancano 13 secondi. Ci riprova l'Itria, 10 secondi. Passaggio intercettato da Renoldi che poi tenta la giocata ma la perde, attenzione. Ancora Segovia, palla che passa, Abdala la mette in calcio d'angolo, mancano 2 secondi. Che occasione per Renoldi che ha perso l'attimo e si è fatto rimontare.
Il sinistro sul fondo da parte di Punzi. L'ultima chance della partita. Lancio di Montevalcone, finisce qui. Finisce qui, vince il Benevento che batte 5-4 un Maidomo Itria. Partita davvero molto molto bella qui al Palatedeschi. Il Benevento quindi sale a 24 punti in classifica. La squadra di Scarpitti torna a vincere e trova un'altra vittoria in casa, l'ultima a porte chiuse. Noi ci salutiamo, ci rivediamo venerdì 6 dicembre per GG Teamwear Benevento 5 Academy Pescara, quando qui al Palatedeschi saranno riaperte le porte. È tutto, buon weekend di futsal.